terra di cicogna. Oh, finalmente! Sapete, vero, perché siete stato citato davanti al pretore? No. No? No, io so che me ne stavo tranquillo al lavoro, che me ne stavo prendendo mezzo litro, perché io senza fare niente non sono buono a stare in ostia, io non sono buono. Me ne stavo prendendo mezzo litro. Quando sono venuti a prendermi d'urgenza mi hanno detto, vieni, andiamo in pretura. Che c'è... Io ho detto, ma ci sarà un trasporto da fare, eccomi qua, e non so altro. Per il trasporto, guarda, mi sono portato la corda, tutto per il trasporto. Un trasporto. Sì, signore. Ed è di un trasporto che dovete rispondere, ma un trasporto che avete già fatto. Si tratta di 6 pesche che da un cesto di un banco di frutta avete trasportato nelle vostre tasche. Ricordate? No. No. Guardi, proprio per essere gentile, Se mi ricordo una cosa, è che le pesche erano 5 e non erano 6. E poi non cominciamo a fare dell'imbroglio sulle cifre, sul numero, perché a me piace la precisione. E siete qui appunto per questo. Vedete là su quella panca. Usciere! Caterina della casa. Ci do la mia parola che erano 5. Caterina della casa. 5 perseguite che sembravano 5 cosette di capra, per dire, vero? Roba che non se l'avrebbe nemmeno mangiato un porco, eccellenza. Ecco. Va bene, comodo, comodo. Come comodo? Sì, a voi, comodo, sedete. Comodo non me l'ha mai detto nessuno. Da tanti anni che sono al mondo nessuno si è mai permesso di dirmi comodo. Dovevo venire qui per sentirmi dire comodo. Cosa ne so io che per dire che uno va a stare si dice comodo. Io non ci sono mai stato, qui dentro mi devo sentire dire comodo. Comodo. C'era un chiodo. C'era sempre un chiodo, c'è sempre stato un chiodo. Era così comodo quel chiodo. Uno veniva qui e si appendeva il cappello. Adesso non c'è più, ce l'hanno levato, una comodità, ce la levano. Ce l'hanno portato via. Proprio sotto gli occhi della giustizia ce l'hanno portato via. E ce le stendiamo bene le nostre palanche, ce le... La Caterina della casa non è ancora comparsa. E allora il marito, Luigi della casa. Luigi della casa. Presente. Avanti, avanti, galantomo, guida il signor pretore. Come vi chiamate? Luigi della casa. Vostro padre? Vostra madre? E lasciamo un poco correre, signor pretore. E sono della casa grande. È senza babbo. E va bene, NN.
Vi ricordo l'obbligo di dire la verità sotto pena di essere processato per falsa testimonianza. Ripetete con me la formula del giuramento. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. E tutt'altro che la verità. E nient'altro che la verità. Beh, quasi lo stesso. Null'altro che la verità. Sedete là. Comodo. Me l'hanno detto. La legge è uguale per tutti. E allora, diteci chiaramente quello che è avvenuto la sera del 24 giugno. Sì. Dunque che io stavo mettendo nel magazzino le banastre, i cestini di persiche e dell'altra frutta, vero? Quando te vedo lì il Beppino infilarsi nella stacca della sua giacca 6 persiche. 6 pesche. Che poi al risultato che erano 5. Va bene, vada pure per 5. Grazie, signore. Però il fatto sussiste, il furto c'è. Momento. Il furto che, come ha detto prima quel signore di più alto, ha detto come piccolo. Poi il furto che si potrebbe benissimo chiamare trasporto. Trasporto che io chiamerei, che idea, che io chiamerei anche trasporto igienico-sanitario. Bella! Ce lo spiego. Quel cesto per trasportare quelle perse, che era già pieno raccolmo di pesca, non ci stava più ma nemmeno un osso di ciliegio addosso. Dico, se ci metto anche quelle 5 perse, che idea, se ci metto anche quelle 5 persiche lì, quelle mi rotolano in terra, si maccano, vanno a finire nel bagnato, nel mezzo bagnato, nel sudicio, nell'infettivo, in qualche cosa che poi magari fa nascere nella cittadinanza il colera e si incolera tutta la cittadinanza. Allora io ho detto, no signore, io voglio salvare la città. Mi sono messo le 5 persiche nella tasca. Nella tasca va bene, c'è sempre delle cicche, delle cose di sigaro, ma il tabacco lo sappiamo tutti fin dall'infanzia. Il tabacco è disinfettante. Eccoli, allora sono arrivato nel masanghino con le 5 persiche sane e salve signori! Con quel gesto lì ho salvato la cittadinanza. Io dovrei avere qui una medaglia al valore sanitario e invece mi trovo in una panca lì come imputato nella panca. Bravo il Beppino! Oh, grazie avvocato. E la signora come sta? Silenzio! Auterio, al vostro posto. E lei, avvocato, è pregato di contenere le sue approvazioni alle sconclusionate tesi del suo cliente. Ma voi dalla casa, quando vi siete accorto del fatto, che cosa gli avete detto? Io gli ho detto che le posasse subito lì. No, signore, la prima parola che mi ha detto è stato ladro, Che io ci do una querela per diffamazione lungimirante. È vero? E gli avete dato del ladro? Io non me ne ricordo. Io credo di no. Prego il cancelliere di mettere la risposta verbale tale e quale. Bravo, avvocato! Ce la faccia mettere come ha detto lei, tal dei tale che ti mangiamo il sanguino, ti mangiamo. Silenzio! E cosa potevano valere quelle 6 pesche? 5 stamattina. No, 6. 5. 6! Ci do la mia parola che erano 5. E allora, il valore di quelle pesche? Sa cosa vuole? Era mezzo chilo di roba. Erano persiche da 50 lire al chilo. È lì la cosa. 50 lire al chilo. Per 25 lire ti mandano nome in galera. Uno porta via delle persichette così. Va in galera. Un altro ti ruba, magari ti gratta dei milioni, te ne vai in automobile. Eccola la legge, dove è Pasulli? Auterio!
Vi faccio osservare che se non cambiate contegno, vi faccio allontanare dall'aula. Approvata chi non la prova è un delinquente.